Ed eccoci qua, bentrovati per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Questa è la camera, sì è giusto, questa è la camera. Abbiamo finito la sigla, ci eravamo impallati un po' per alcune cose e adesso partiamo con il programma. Bentornati ai telegiornali del Friuli Venezia Giulia, le redazioni del Piccolo e del Messaggero Veneto di tutto il Friuli Venezia Giulia, da Trieste a Pordenone, da Udine a Gorizia, per quanto riguarda non solo le notizie dei grandi centri ma anche delle piccole comunità. Come al solito, benvenuti, siamo in diretta sulla pagina di Reporter Nord-Est Isonzo News, ci stiamo un po' allargando, però questa è la rassegna stampa che è partita con il lockdown, siamo al 30 di giugno, poi ci sarà magari un'evoluzione, vedremo cosa succederà. Nel primo blocco, come al solito, vediamo le pagine, ma prima di tutto ci vuole l'indirizzo mail che trovate sotto il nome, perché ci dovete segnalare, se avete voglia, che si inaugura questo, prepariamo quell'altro, abbiamo un comunicato stampa, segnalatecelo e noi cercheremo di darvi una mano. Per quanto riguarda adesso la nostra scaletta, parte la sigla. Ed eccola la sigla, partita sigla, finita sigla, partiamo con le notizie per il Piccolo e il Messaggero Veneto. Oggi partiamo con il Messaggero Veneto, questa è l'edizione di Udine, nuova ordinanza, da domani ok anche al calcetto, resta ancora in forza invece il gioco delle carte nei locali pubblici, mascherine sempre obbligatorie al chiuso e dove c'è affollamento. Sopra il titolo principale cambiano i manager all'ABS, ai vertici scolari e di Sarò. Poi per quanto riguarda il caso delle magliette con slogan shock, non dovevo stamparle, benvenuto sulla terra. E ancora per quanto riguarda la fotonotizia, il maltempo di ieri, capannone scoperchiato e alberi abbattuti. È successo in Friuli molto trambusto, molto rumore è stato fatto. La tragedia, ciclista di 42 anni muore travolto da un furgone. Poi Udine, cumuli di immondizia nelle strade, basta usiamo le telecamere. Inoltre va sulla spiaggetta del Natisone e trova una bomba. Inoltre tutto, Basiliano addio a Sut, autore di numerosi libri sul Friuli. In piede in basso a sinistra 4 nuove guide dedicate alle opere d'arte, tesori friulani. Questo è il Messaggero di Udine. Andiamo a vedere l'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto. Folgorato mentre lavora in casa, vittima un ex muratore di 73 anni che stava utilizzando un compressore. Inutili tentativi di soccorso prestati dal cognato e dai sanitari. Questo è successo a Sesto al Reghena. Sopra il titolo principale, ora si può giocare a calcetto ma è in forse la partita a carte. Inoltre oltre 760 milioni con il MES, il Friuli Venezia Giulia non chiude all'Unione Europea.
La fotonotizia è dedicata a un altro incidente mortale in moto mentre torna dal mare, un 43enne. Ancora andiamo a vedere il maltempo: pioggia e vento, alberi divelti e coperture volate via. Travesio, i due fratelli Geni, 100 e lode al Malignani e 10 alle medie. Inoltre, dopo 65 anni, chiede l'ultimo negozio del Dandolo. Per quanto riguarda Pordenone, il calcio in fondo a sinistra, il Pordenone torna alla vittoria, adesso la Serie A è solo a 3 punti, battuto Lentella per 2-0. Andiamo a vedere il piccolo, edizione di Trieste: bonus vacanze, debutto in salita, a scuola in arrivo i banchi singoli, solo il 2,6% degli hotel è pronto, ma un terzo vuole adeguarsi alle misure in vigore da domani. Le regole per il ritorno in classe il 16 settembre, nuove postazioni e spazi in trasformazione. Sopra il titolo principale: porti e trasporti nel dopo Covid, le aziende della logistica ora rischiano di pagare un prezzo alto. Titoli locali: Trieste, primi esuberi della Ferriera via agli ingaggi di Fincantieri. Poi è stata ricostruita la sparatoria, gli agenti uccisi in questura, indagini chiuse dalla procura. E l'ex fedelissimo di Fini, un patto romano con la Meloni, e Menia ritorna in campo con Fratelli d'Italia. Sotto, di piede in basso, Allianz, la Serie A sarà a 16 squadre, mai più dispari, e Torino è riserva. Sì, la fotonotizia invece: Lubiana pronti a rimettere la Croazia fra i paesi a rischio. Sapete che in Croazia c'è qualche piccolo problemino, qualche rigurgito di Covid, e mi pare che con queste notizie possono dire addio ai famosi corridoi turistici dalla Germania e dall'Austria, è un mio parere. Bonus vacanze, debutto in salita, siamo al piccolo di Gorizia e Monfalcone, a scuola in arrivo i banchi singoli, e qua abbiamo detto uguale. Per quanto riguarda i titoli locali, Tribunale di Gorizia, 2 condanne per un traffico di piccoli cani dalle Ungheria. La fotonotizia, Gorizia ricorda le sue vittime, qui il primo caso, il paziente 0 o paziente 1 come vedete voi. Paziente 0 in Friuli Venezia Giulia fu appunto una persona che lavorava a Gorizia. E poi a Gradisca di Sonzo, la storica panetteria a Gradisca: Chicco e Bruna vanno in pensione, lasciano il forno dopo 45 anni. Queste sono le copertine, le prime pagine del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda il piccolo e il Messaggero Veneto. Adesso abbiamo le notizie dal Friuli Venezia Giulia. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Ed eccolo qua, il Friuli Venezia Giulia parte con il Messaggero Veneto: la nuova ordinanza, torna il calcetto tra amici, ma la briscola è in forse. E queste 2 pagine sono dedicate alla nuova ordinanza di Federica, la numero 20 mi pare, se non vado errato. Ci sono delle novità con delle foto tipo vecchie Polaroid. Ok alle saune, ma solamente quelle secche, via libera agli sport di contatto come il calcetto tra amici. Da verificare la possibilità di autorizzare il gioco delle carte in bar e osterie, la famosa briscola, 3-7, scopa o altre cose. E poi autorizzato il ritorno dei quotidiani in bar e ristoranti. Questa è la nuova ordinanza, la troviamo queste 2 pagine le trovate sul Messaggero Veneto. Ancora dal Messaggero Veneto: oltre 760 milioni in Friuli Venezia Giulia con il MES, Federica non chiude i fondi comunitari. Alla Camera circola un possibile riparto tra le regioni, Presidente, bisogna capire se è vero e a quali condizioni. Sapete che il MES, la trappola del MES è che dopo un anno, se entrano nel circuito, se questo prestito è il circuito del MES normale, dopo un anno qualsiasi altro paese dell'Unione Europea può cambiare le condizioni. Se le condizioni che mettono adesso restano, allora è vantaggioso, ma tanti pensano che sia una trappola, e finché non c'è una firma
di quelli che sono gli interessi e le condizioni, forse è meglio non fidarsi. Andiamo a vedere altri titoli. Sciaurli, risorse utili al territorio, Serracchiani, Movimento 5 Stelle deve ricredersi. Il PD è il partito più pro-MES in assoluto. C'è anche l'altra alternativa dei buoni dei BTP, che comunque è altrettanto buona, anche perché il MES sono soldi che l'Italia ha dato fino adesso, ha contribuito, e poi adesso deve sottostare a delle condizioni. Certe volte è meglio non darlo e magari te li tieni, anche perché se l'Italia è vero che dà ogni anno 13-14 miliardi l'anno, tutti i soldi che hanno dato fino adesso, gli italiani sono stati, questo dobbiamo mettere, un po' incapaci nel richiederli. Andiamo a vedere in regione: potenziati i treni veloci con Roma e Milano, l'assessore Pizzimenti, entro l'estate circoleranno tutte le frecce, resta il nodo della trattativa economica con Alitalia, che è stata nazionalizzata. Dopo Trieste Trasporti e Consorzio TPL Friuli Venezia Giulia, Semplice gestisce anche la SAF di Udine. Stiamo parlando di Agnello Semplice, il nuovo amministratore delegato della SAF Autotrasporti. Per quanto riguarda l'alleanza con il Veneto, il turismo e la ripartenza, alleanza con il Veneto ed Emilia Romagna per la promozione dell'Alto Adriatico. Domani Federica, Zaia e Bonaccini presentano il nuovo asse, si corre con una serie di iniziative per il mercato tedesco. E c'è il commento di Claudio Siciliotti: la pioggia di bonus e il rischio di affogare nell'assistenzialismo. Questo è il Messaggero, scusate. Andiamo a vedere il Messaggero Veneto. Ancora: ho stampato io quelle magliette, ora sono pentito, non lo rifarei. Bentornato. Il titolare del negozio di Lignano mi è stato presentato come uno scherzo da fare in privato ad un amico, ma intendo semplicemente a pensarla questa situazione. Bisogna essere veramente, non so, non esistono, cioè esistono delle cose, ma comunque i genitori dei ragazzi LGBT, società intrisa di sessismo, l'associazione Agedo, i genitori dei ragazzi LGBT. Per quanto riguarda altri titoli, andiamo a vedere il piccolo in pagina delle regionali. La ripartenza, situazione in Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia un esordio in salita per il bonus vacanze, pronto il 2,6% degli hotel, ma da un confronto fra gli albergatori di Trieste e Gorizia emerge come un terzo del totale abbia intenzione di attivarsi per accettare la misura in vigore da domani. Famosi 500, massimo 500 euro, minimo 150. Nuove imprese quasi dimezzate rispetto al 2019 per l'effetto Covid. I dati delle prime iscrizioni alla Camera di Commercio regionali, riduzione fra marzo e maggio pari al 45,5%. Da Pozzo serve una strategia che dia un forte impulso al sistema. Paoletti, danni alla concorrenza online. E poi c'è un box con le nuove imprese iscritte alle Camere di Commercio in Friuli Venezia Giulia, gli effetti dell'emergenza coronavirus. Ancora, per quanto riguarda il contagio vero e proprio, il report e la mobilitazione, nessun positivo in più né ulteriori vittime, sindacati in presidio. Andiamo avanti, andiamo a vedere le regionali, ma questo della Venezia Giulia. A Trieste primi ordini di banchi singoli e spazi in trasformazione nelle scuole. Iniziano le mosse dei dirigenti scolastici dopo la diffusione delle linee guida in vista del ritorno in classe a settembre. E poi si torna in biblioteca, Museo del Risorgimento e Foiba riaprono giovedì, la ripresa dell'offerta culturale nel capoluogo regionale. Questo, certo che i banchi singoli portano via una tradizione del vicino di banco che ti dà una mano, con cui parli, con cui ne fai di tutti i colori. E chiudiamo le pagine regionali con l'economia. Stretta sulla spesa in Friuli Venezia Giulia, in 6 mesi tagliati 1.800 euro. Il calo registrato in regione in linea con la media nazionale. Nonostante l'avvio della fase 3, le famiglie restano in trincea fra crisi e nuovi timori di lockdown. Questa è la pagina dell'economia. Adesso andiamo a vedere un video. Sapete che abbiamo i video di Promo
Agriturismo FVG. Diciamo che ieri abbiamo mostrato qualcosa che andava per quanto riguarda la montagna, il mare, eccetera eccetera. Come al solito abbiamo mostrato grado in una determinata maniera, invece adesso abbiamo una cosa molto interessante. Vediamo se riusciamo a mettere grado oppure mettiamo la montagna, perché Udine l'abbiamo messo. Mettiamo questo qua, sì, questo che è vicino a Udine, ed è un qualcosa che non si può dimenticare. Messaggero Veneto Udine. Eccolo il Messaggero di Udine, l'apertura del capocronaca, i cumuli di immondizia lasciati a ogni weekend accanto ai cassonetti. Come vedete le foto sono molto esplicative. I sacchetti vengono lasciati nei viali Trieste, Europa Unita e Ferriere. Olivotto, posizioneremo telecamere. Govetto, qui si viola la legge. Ancora per quanto riguarda Udine e i rifiuti, a chi ha il giardino serve il contenitore del verde, la lettera alla net, e poi il dibattito, l'opposizione, così si trasfigura la città. E in effetti la prossima tappa in agosto toccherà a Godia, Chiavri, Spaderno e Beivarze per quanto riguarda il casa per casa. Ancora andiamo a vedere Udine. Per la ripresa 45 milioni di investimenti approvati tra le polemiche, il rendiconto e l'assestamento di bilancio. Fontanini, casse solide, guardiamo al futuro con fiducia. Poi per quanto riguarda la mobilità, nuove piste ciclabili, si potrà andare in bicicletta a Villa Primavera e Cargnacco. Poi ancora, muore travolto da un furgone, l'incidente al Partidor, Miron Feofanov, 42 anni, è deceduto in ospedale, vani i tentativi di rianimarlo, andava in bicicletta a trovare alcuni amici. Il ricordo della moglie, traduttore e insegnante di russo, era l'uomo che ho sempre voluto. E poi l'altro decesso in casa a Trieste, trovato senza vita Stefanino DJ, nelle sue notti anche l'euforia. Aveva lavorato anche in provincia di Udine, aveva lavorato tanto dappertutto in realtà Stefanino DJ. La cronaca di Udine, abusi sulle sorelline della sua fidanzata, condannato a 7 anni, e poi la sentenza, quasi 5 anni in 2 alle Nomadi per un furto in casa. Questa è la cronaca di Udine. Andiamo a vedere altri titoli. Giochi di luce e suoni, apre la stanza interattiva per chi soffre d'autismo. Il progetto pilota sostenuto dai 5 Lions della città. Lo spazio rappresenta uno stimolo per l'attività dei ragazzi. E poi un piatto in menù per fare ricerca sulle malattie rare. E dall'altra parte la rassegna, l'ex opificio rivive con le opere d'arte del premio Midolini. Andiamo avanti, andiamo fuori Udine, andiamo a Tolmezzo, in questo caso siamo a Taipana, diciamo a Nimis, a capannone scoperchiato e alberi sradicati. A Nimis le raffiche di vento danneggiano il tetto di un'impresa, tronchi e rami in mezzo alla strada da Taipana a Latisana. Queste sono le foto del maltempo di ieri.
Tarvisio aiutava un clandestino, arrestata un'infermiera. E poi Tolmezzo sotto Sci Club Monte d'Auda, presentati i programmi. Andiamo avanti, andiamo a Gemona in Collinare, in questo caso siamo a Coseano. È morto Melchior, fondò la Coop Agricola, maestro elementare, aveva 87 anni, fu consigliere comunale per la DC, amministratore della Cassa Rurale di Flaibano. Gemona, comitati all'attacco, al nostro ospedale servono altre specialità. Si vede che ci sono certi ospedali che vogliono un po' di più dopo la situazione del Covid. Addio all'artigiano Conta, allenò le Tigri. Titolare della storica tappezzeria, portò alla vittoria la squadra locale in un tiro alla fune e quella femminile di Monte Aperta, tutta famosa in un famoso. Divenne famosa per un programma in Rai condotto da Tortora. Martignacco, ancora fondi disponibili per ottenere buoni spesa. Le famose Tigri di Monte Aperta. Andiamo avanti, andiamo a vedere, adesso siamo a Cividale. Bagnante trova una bomba nel Natisone, immediata la segnalazione ai carabinieri di Cividale che hanno fatto sgombrare la spiaggia e transennato l'intera zona. Sempre Cividale, dalla regione 2,8 milioni per l'ospedale. E andiamo giù, vediamo Tarcento, parco e area festeggiamenti nell'ex vivanda Polidori. Andiamo avanti, andiamo a vedere altri titoli. Dalla prima pagina, il mondo della cultura perde Guido Sut. Lo scrittore aveva 79 anni, già insegnante e direttore didattico, era uno studioso delle tradizioni friulane. Oggi il funerale, lutto a Basiliano in questo caso. Per quel che riguarda un altro lutto a Tavagnacco, Malori in montagna, muore a 55 anni. Stefano Tonini è stato soccorso sul sentiero che conduce al Fontanon di Goriuda a Chiusaforte. Domani l'ultimo saluto. E per quanto riguarda un altro titolo, passerella ciclopedonale sul Natisone a Manzano, opera inserita nel progetto transfrontaliero per il fiume presentato all'auditorium, botta e risposta tra Claudio Chiabai, Associazione Parco, e l'assessore Venturini. Qua siamo a Manzano, dicevamo, un'opera molto particolare, molto interessante. Compro l'auto ma è una truffa, denunciato a Santa Maria la Longa. Un uomo di 37 anni tenta di raggirare e sottrarre denaro a una 65enne che aveva messo in vendita online la sua vettura. Poi San Giorgio di Nogaro, debuttano i centri estivi all'oratorio, spazi per oltre 200 a partire dal nido. Andiamo avanti, andiamo a vedere ancora, siamo nella bassa ormai. Per quel che riguarda le notizie abbiamo finito con Lignano. La spiaggia libera non c'è, scatta la petizione popolare a Pineta Riviera Arenile, interamente organizzato, resta vietato sostare a riva. Il Movimento per la Difesa del Cittadino raccoglie 1350 firme per i tratti gratuiti. E questo è tutto per quanto riguarda Udine. Adesso andiamo a vedere come al solito un altro filmato, sempre dai filmati di Promoturismo FVG. Andiamo a vedere un filmato che può essere di un ambassador, di un'ambasciatrice in realtà. Poi me lo sono segnato, si chiama Nicole Barison, Il mio posto nel cuore, ovvero Casera Avril. Siamo diretti a Casera Brint. Mi raccomando, c'è un divieto. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side. You're like a full moon, and I'm up all night, howling at you. Tables have turned. Tables have turned. Tables have turned.
chest. Can't handle the space. I need you here by my side. You make me sweat in the coldest of nights, yeah. I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side. You're like a full moon, and I'm up all night, howling at you. Tables have turned. Tables have turned. Tables have turned. Tables have turned. Feels all turned. Il piccolo Gorizia, Monfalcone. Eccolo il piccolo di Gorizia, che ieri ha visto una cerimonia al Parco della Rimembranza che noi abbiamo seguito in diretta. Se avete la possibilità rimanete su questa pagina e vedete l'intera cerimonia per quanto riguarda i 4 mesi dal paziente zero che fu a Gorizia, cioè diciamo fu segnalato a Gorizia. Era un dipendente che era andato a trovare, un dipendente di un'azienda privata che era andato a trovare un conoscente a Treviso, e là dovrebbe aver contratto il virus, e questo è il paziente zero del Friuli Venezia Giulia. Gorizia ha segnato la storia del virus, i 4 mesi di una città in prima linea. L'assessore Riccardi ha ripercorso i 120 giorni di emergenza, ora va rimessa in piedi l'economia. Il grazie del sindaco Ziberna a tutti coloro che hanno lottato le note del silenzio con il sax di Luca Capizzi. Ripeto, potete sentire anche le note del sax nel video che trovate su questa pagina di Isonzo News. Poi un segno di speranza per il futuro, piantata una magnolia per la ripartenza, il vescovo Redaelli, simbolo di rinascita. Andiamo a vedere altri titoli da Gorizia. Importarono cani illegalmente, coppia condannata a 7 e 4 mesi, combinate anche multe da 6.000 e 3.500 euro per traffico illecito di animali. 25 cuccioli infilati in una utilitaria rimangono alle famiglie affidatarie. Poi ancora, addio all'infermiere Elio Deveta, che a fianco di Basaglia anche sul set, dopo la rivoluzione della legge 180, svolse il primo turno con i Degenti, componente della Corale Seghizzi e a lungo presentatore dei concorsi. Inoltre la segnalazione erba alta in cimitero, il comune intervenga, in corso le verifiche. Andiamo avanti, andiamo a vedere, sempre Gorizia Cronaca, il 100 è tutto rosa, il classico Dante, 4 liceali al top, in 2 conquistano anche la lode dopo le meritate vacanze. Le ragazze guardano a medicina oppure a fisica e a lingue. Gradisca di Sonzo, l'Istituto Agrario Brignoli premia le sue eccellenze già pronte per l'università. E al Max Fabiani gli artisti della moda diventano designer di mascherine, le creazioni della classe 4ª B ispirate dal passato all'arte contemporanea fino all'architettura. Andiamo avanti, andiamo a Monfalcone. Enchanted Princess è tornata a Panzano e Fincantieri ha ripreso a pieno regime. Successo pieno per le prove a mare e di velocità, oltre 400 tecnici a bordo con misure di sicurezza mai viste prima. E poi primi esuberi alla Ferriera in arrivo primi esuberi della Ferriera in arrivo alla città dei cantieri, la conferma dell'azienda. C'è quella polemica che i disoccupati di Monfalcone adesso, o comunque i sontini, vengono messi indietro rispetto a quelli della Ferriera che ha avuto le indicazioni di mandare gli esuberi in Fincantieri, e Fincantieri ha detto di sì. I sindacati, stiamo parlando del mondo del lavoro, i sindacati servono misure straordinarie per far ripartire l'occupazione all'azienda. L'allarme di CGIL, CISL e UIL che temono un autunno difficile e nuove crisi. Il problema sono le piccole imprese.
e il vertice in municipio e la zona logistica speciale, il progetto portato avanti per rilanciare Porto Rosega. Andiamo a vedere, vi segnalo che sul piccolo di Gorizia, il Monfalcone e quello di Trieste trovate questo inserto speciale logistica e shipping, economie in movimento. Questo lo trovate su entrambe le edizioni del piccolo. Andiamo a vedere altri titoli. Siamo a Vermigliano, comune di Ronchi Vermigliano, che è una frazione di Ronchi dei Legionari. In partenza i lavori per i nuovi spogliatoi allo stadio Brunner. Il fabbricato esistente sarà sostituito. Opera da 141.000 euro. Nell'impianto svolge la propria attività la S Ronchi Calcio. Abbiamo segnalato anche questa per quanto riguarda accolti i bambini ai centri estivi di Ronchi, emozione come il primo giorno di scuola. In queste settimane anche nelle piccole comunità stanno partendo molti centri estivi. Andiamo in destra Isonzo, inquinanti in 2 pozzi, non riaprite per col dei lupi. Il comitato contro la riattivazione del sito a Cormons presenta delle osservazioni, invocato il principio di precauzione davanti alle ultime analisi accanto ai lotti 1 e 2. E poi la donna non è in pericolo di vita, si cappotta con l'auto fra Medea e Borgnano, liberata dai pompieri. E Cormons, domani l'ultimo saluto a Zorzon in Duomo, attività chiusa per lutto. Andiamo avanti, andiamo a Gradisca di Sonzo. Nel rione del Mercaduzzo, Chicco e Bruna lasciano dopo 45 anni il loro forno. La storica attività inaugurata a Gradisca nel 1935 rischiava la chiusura. Sarà rilevata solo come punto vendita dai panettieri Cottage di Savogna. E poi ancora, Gradisca completa in 9 comuni, più forza nell'azienda trasporti. Il fatto dei sindaci di centrosinistra, ultimo via libera con il voto contrario dell'opposizione alla delibera APT. Qua siamo sempre in quel che c'è il Grado, chiudiamo con Grado. Vigili del fuoco a Grado, presidio per una estate sicura fino al 4 luglio, dal 4 luglio fino al 30 agosto. E questo è tutto per quanto riguarda l'Isontino. Adesso andiamo con un altro video, andiamo a vedere cosa ci dice il mare. Sì, dai. Messaggero Veneto Pordenone. Ed eccolo il Messaggero Veneto di Pordenone, capocronaca in prima pagina. Riccardi dialoga ai sindacati, non basta, si va dal prefetto per evitare lo sciopero, le questioni aperte della sanità. L'assessore no a invasioni di campo, CGIL, CISL e UIL, nessuna risposta sui problemi. Nel pomeriggio il tavolo di concertazione. Questo è la sanità a Pordenone. Negli altri titoli, la cerimonia ha consegnato all'ospedale il sigillo della città e anche un impegno. Il sindaco: lavoriamo coesi per garantire la sanità. Il vicepresidente della regione: l'orgoglio aiuta.
E poi Consiglio Comunale a Pordenone battaglia sui fondi statali non ancora utilizzati, ma passa il piano Ciriani. Andiamo a vedere altri titoli. L'appello di Cimolai, spronate i giovani, sono una cannonata. Cerimonia in 2 parti all'ex convento, consegnati gli ordini al merito della Repubblica agli insigniti. Il prefetto: siete eccellenze, portatori di valori ineludibili. Andiamo a vedere altri titoli. La cronaca, SOS violenze sessuali, minorenni nel mirino, 2 condanne a 4 anni, una ragazzina confida dopo anni le attenzioni del patrigno. Nell'altro caso l'imputato avrebbe offerto cocaina. E poi l'annuncio dalla base, esercitazioni notturne dei jet anche a luglio. Andiamo a vedere altri titoli da Pordenone. Pioggia e vento forte, alberi e pali divelti tra Brugnera e Azzano. Il lavoro eccezionale per i vigili del fuoco e protezione civile. Grosso ramo sull'ex scuola di Tamai, recinzioni danneggiate. E poi il grazie a Minisini, vigili del fuoco Mannino comandante per 6 mesi. Cambio dai vigili del fuoco di Pordenone. E da lunedì il ritorno del cinema all'aperto, le regole in piazzetta Calderari. Questo è sempre Pordenone. E vi segnalo che sul Messaggero sia di Udine che di Pordenone trovate app economia, filiera turismo, ripartiamo da qui, una serie di pagine, un inserto molto molto interessante sia sul Messaggero di Udine che su quello di Pordenone. Andiamo a vedere Pordenone Fiere, conti in rosso per 486.000 euro, rilancia la campionaria. E poi VDA Group, oltre il Covid, sfruttando la domotica, fatturato in aumento. Certe aziende hanno avuto la fortuna di poter continuare a lavorare. Palcoscenico Villa Dolphin, ritorna la magia del cinema, siamo a Porcia, uno spettacolo tutti i martedì di luglio nel rispetto delle norme antivirus, e da Fracas di Proporcia, orgogliosi di valorizzare un luogo tanto bello. Cordenons, slitta il nuovo mercato agricolo, il 6 luglio apertura in piazza Vittoria. E poi ancora la Acteco ha effettuato gratis i tamponi alle superfici comuni nei 2 GREST gestiti dalle parrocchie di Santa Maria e San Pietro, l'azienda che cerca il Covid-19 nelle sedi dei punti verdi. Questo è quello che è successo con l'azienda del laboratorio Acteco di Cordenons. In questo caso andiamo a vedere altri titoli. Torna dal mare e muore in moto a 43 anni. La vittima è Luca Grizzo, abitava a Cordenons. Il fratello Giuseppe, solare e gentile, era impossibile non volergli bene. Questa è la foto di Luca con la sua moto. Andiamo a vedere operazione sbagliata fa causa all'ospedale, siamo a Sacile, una donna ha accusato problemi agli arti inferiori, dopo l'intervento allo studio legale spesi 30.000 euro per guarire. E in municipio, in questo caso sempre Sacile, vertice in extremis per salvare Sacellum, scade il bando per il mercatino, la Pro tasse troppo alte, oggi i vertici dell'associazione, dal sindaco parliamo. E per Sacile ancora, catena umana, la scuola deve tornare al centro, oggi dalle ore 18 ci sarà questa catena umana. Andiamo in altri comuni, siamo ad Azzano Decimo, finito il lockdown, ladri di nuovo in azione, furto in casa a Corva, sfondata la porta d'ingresso e stanze messe a soqquadro, il valore del bottino e dei danni ammonta a 7.000 euro. Qua siamo a Azzano Decimo, la protezione civile è sempre in prima linea, forniti i dati relativi all'attività durante l'emergenza sanitaria, trasporto tamponi e consegna mascherine, farmaci e spesa. E per quanto riguarda la foto della cronaca, auto prende a fuoco in autostrada. E sono intervenuti i vigili del fuoco di San Vito e di Pordenone per quanto riguarda questo incendio. Scarica elettrica, muore folgorato in casa, siamo a Sesto Arreghena. Dalla prima pagina, Mario Campanelli, 73 anni, si stava occupando di un compressore, inutili tentativi di soccorso del cognato e dei sanitari.
Andiamo a Valvasone Arzene. Don Peggio celebra nella grotta i 50 anni di sacerdozio, Don Giancarlo Peggio in questo caso. Per quel che riguarda sempre dalla prima pagina, si diploma il Malignani con 100 e la lode, e la media di Travesio, il fratello, è da 10. Thomas è già corteggiato da un'importante azienda austriaca. Samuel ha presentato un elaborato con focus sul coronavirus. Però bravi. Spilimbergo, casa dei riposi, i soldi ci sono, a mancare è il personale. E poi ancora, chiude da buia, siamo a Maniago, Dandolo resta privo dell'unico negozio di generi alimentari da 65 anni in attività. Oggi sarà l'ultimo giorno di apertura poi i residenti dovranno fare 5 km per la spesa. Siamo arrivati alle ultime notizie da Pordenone. Lama e Trama Giovani, lavori anche dalla Puglia, e Lion Steel tra gli sponsor, le anticipazioni di l'assessore Anna Olivetto. E per quanto riguarda Arba, da Siena la droga destinata al Friuli, il giudice condanna marito e moglie. Questo è tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa per Pordenone. Fra un po' avremo Trieste, ma intanto abbiamo ancora un video delle bellezze del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda Promoturismo, e andiamo a vedere questa qua che parla sempre del mare. Il piccolo Trieste. Si parlava del mare, ma vissuto con la bici, ed era un tratto dell'Alpe Adria Bike per quanto riguarda la zona di Grado. Adesso dicevamo andiamo a Trieste con il piccolo, che vede nelle pagine interne esuberi della Ferriera, vicini i primi ingaggi firmati da Fincantieri, colloqui già con una trentina di interinali senza più contratto, regione pronta ad attivare percorsi di formazione ad hoc. E poi i 15 milioni del bando di 3 anni fa, inseriti nel totale dei 70 destinati al gruppo Arvedi, il tesoretto Invitalia inutilizzato, finito nell'operazione Servola. Quindi erano 15 milioni fermi lì, e hanno deciso di metterli lì, anche se erano per altre cose. Motori per la Colombia, Varzila respira, commessa da 11 unità destinata a una centrale da 200 megawatt, Bochicchio, speriamo anche nell'Italia e nell'Europa. E da Bagnoli passa anche la sfida dello yacht a forma di hotel, la collaborazione con lo ship designer Pastrovic per realizzare una sorta di albergo mobile per turisti abbienti a caccia del lusso. Sotto in basso, chiusa in fascia notturna la Galleria Sandrinelli, e c'è la messa in sicurezza, quindi occhio alla galleria. Siamo a Trieste, ma partiamo con delle persone conosciute. Menia ridiscende in campo con Fratelli d'Italia, spiazza gli ex camerati triestini. L'ex fedelissimo di Fini e leader della destra locale per molti anni, l'ingresso reso possibile da un patto romano con Meloni, con me tanti amici pronti a rientrare. E poi riapre il primo cantiere alla scuola Duca d'Aosta e rimetterà in sesto il tetto, l'intervento da 464.000 euro.
Poi ancora, sparatoria in questura, chiuse le indagini, depositati gli atti sul duplice omicidio, ora sono a disposizione delle parti, iniziata la perizia psichiatrica a carico di Meran, l'inchiesta della procura sui 2 poliziotti uccisi. Il ciclista va a sbattere contro la portiera aperta da un automobilista, l'incidente in via Svevo. E poi area blindata, stiamo parlando delle misure di sicurezza, area blindata ai piedi del nautico dopo il crollo, è una notizia di ieri, di che era caduto dal cornicione, alcune cose hanno cadute in strada. Le onde della fratellanza fanno rotta verso il magazzino 26, l'assessore Rossi, il contesto ideale, il Porto Vecchio, nello spazio del nuovo museo del mare, l'opera di Marco Bravura, di Marco Bravura, donata in occasione del concerto dei 3 presidenti del maestro Muti, ed è rimasta ferma lì per molti anni. Dalla mucca alle linee di macellazione c'è di tutto alle vendite giudiziarie online, le occasioni nell'ultimo bollettino ufficiale. Andiamo a vedere inaugurato il busto di Santin all'ingresso della cattedrale, svelata l'opera di Mascherini, dono di un anonimo benefattore che veglierà sulla città accanto agli altri 3 grandi vescovi, Piccolomini, Scarlicchio e Rapiccio. E poi anche Sala e Appendino all'evento online contro i post violenti, l'iniziativa di parole _ostili. E poi ancora andiamo in provincia di Trieste e chiudiamo dalla 31 alla 20 Express, il comune di Muggia reclama più autobus. La Giunta inoltre un pacchetto di istanze al consorzio TPL Friuli Venezia Giulia, tra queste il ritorno della 50 e della corsa mattutina della 27. Poi abbiamo altri titoli. Il Mondo Unito si presenta sul web agli aspiranti alunni, l'appuntamento online. E poi Trebiciano avrà le sue barriere anti-rumore, pannelli fonoassorbenti lungo il raccordo. E chiudiamo con senza bandi a lunga scadenza. A Castelreggio non muterà nulla. Il gestore della spiaggia Fari interviene sulle polemiche legate al degrado dell'area. Si ricordi che i soggetti coinvolti sono 3. Qua stiamo parlando di Duino Auresina. Il sindaco Pallotta, le foto delle cabine documentano lo stato di una parte della zona che andrà abbattuta, non fanno testo. E questo è tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa di oggi. Abbiamo finito, vi ricordo che se avete voglia ci scrivete, ci potete scrivere a questo indirizzo alessandro.bonfanti@libero.it. Organizzate qualcosa, avete un comunicato stampa, mandatecelo a questa mail e noi cercheremo di darvi una mano nel diffondere il tutto. Se passate di qua e ci lasciate un like alla pagina siamo contenti. Se condividete il video mostriamo sempre di più le bellezze del Friuli Venezia Giulia tramite i video di Promotorismo FVG, e quindi se collaboriamo magari stiamo tutti bene, come si diceva una volta. E come al solito, come si dice sempre, con questo ditino chiudiamo con la frase magica: Bonfanti chiude. Ciao.